Ho sentito i colpi, una decina più o meno, adesso non li ho contati ovviamente. E quando sono uscita qua, lui era in fondo, davanti all'abitazione, e gli ho chiesto: hai sentito anche te, Massimo, i colpi? E lui mi ha fatto vedere la pistola dicendomi che aveva sparato dei colpi in aria. E io gli ho detto: ascolta, sai che c'è tuo fratello, mio marito Giancarlo, che sta riposando perché avendo un'azienda il pomeriggio, quello dopo mangiato, si riposa un po' giustamente. E niente, dopo qualche secondo io sono rientrata e dopo qualche minuto mi è venuto a bussare alla porta, alla finestra, scusa, della cucina, e mi ha detto: chiama la polizia che ci sono 2 cadaveri di là. Era tranquillo, stavo fumando la sigaretta fuori casa, cioè proprio freddo, diciamo. Quindi quando realmente ho realizzato, ho pensato anch'io che ero qua, lui là in fondo con la pistola, che se realmente gli giravano altri 5 minuti magari ci avrei rimesso pure io e la mia famiglia. Lui di fatto dice, c'è questo complotto, queste sono le sue parole, i miei familiari mi nascondevano delle relazioni che mia moglie aveva con altri. Penso che siano cose che si è fatto lui in testa e basta, cioè che siano state cose che lui cioè non è riuscito a capire, come si dice, a metabolizzare questa separazione, e quindi probabilmente lui si è fatto dei pensieri strani in testa. Non pensavo, anzi proprio nessuno di noi pensava a una cosa del genere, visto che realmente cioè, era qua ospite, quindi bene o male sì, non aveva nessuna motivazione, visto che mia cognata gli faceva da mangiare, cioè, praticamente gli aveva la biancheria e tutto il resto, quindi doveva, secondo me, solo essere grato di quello che aveva.